i 5 anni. Il Consiglio Comunale di Agrigento approva la proposta del sindaco Marco Zambuto di aumentare al massimo le tasse per scongiurare il dissesto finanziario. I consiglieri che hanno votato sì all'aumento di IMU e dell'addizionale IRPEF sono 22, mentre 3 si sono astenuti: Cirino, Mirotta e Alongi del PDL. L'altro consigliere comunale del Popolo della Libertà, Giuseppe Di Rosa, invece ha deciso di non seguire la linea del partito di Angelino Alfano e di votare per l'aumento delle tasse, con esenzione assoluta per chi non supera 7.500 euro annui. Con questa decisione l'aliquota sulla prima casa passa da 0,4 a 0,6%. Per gli altri immobili si passa da 0,76 a 1,06%, mentre per le aree edificabili l'aliquota è stata fissata allo 0,76%. Approvato anche l'aumento dell'addizionale IRPEF dallo 0,6 allo 0,8%. Soddisfatto il sindaco Marco Zambuto, che durante il Consiglio Comunale e prima della votazione ha tra l'altro sottolineato: siamo davanti ad un passaggio congiunturale straordinario, richiamo ognuno di voi ad assumervi le responsabilità, non possiamo fare come Ponzio Pilato. Ma ecco nel dettaglio le posizioni dei consiglieri e dei partiti. Cantiere Popolare con i consiglieri Civiltà e Pisano hanno votato gli aumenti. Il consigliere Lobue di Futuro e Libertà lascia l'aula al momento della votazione. Favorevoli agli aumenti di IMU e di IRPEF anche i consiglieri Vita e Settembrino. I consiglieri di opposizione di Grande Sud, Gramaglia, Cicero, Gibilaro e Patti hanno votato sì. Favorevoli all'aumento al massimo delle tasse anche i consiglieri comunali dell'MPA, il partito dei siciliani, Vassallo, Mandracca, Picone, Trupia e Urso. I 5 hanno però chiesto, tra l'altro, che tra un anno le aliquote siano modificate. Il Popolo della Libertà, con Sollano assente, si spacca e vota no con Alongi, Cirino e Mirotta, sì con Di Rosa. I primi hanno espresso il loro dissenso perché Zambuto in 6 anni ha avuto tutto il tempo per risolvere questi problemi e parla ancora di rilancio economico futuro. Per Giuseppe Di Rosa si tratterebbe dell'ultimo atto di fiducia. I consiglieri Angela Galvano e Marco Vullo del Partito Democratico hanno preferito non esprimere il loro voto uscendo dall'aula. Il consigliere Cinzia Puleri del Patto per il Territorio, nonostante le ultime polemiche con il sindaco, ha votato favorevolmente gli aumenti. Stessa cosa è valsa per i consiglieri assessori Mallia e Messina e per Vaccarello. Assente Luca Spinnato. L'UDC, partito del sindaco Marco Zambuto, come era nelle previsioni, si è espresso con i 4 voti a favore di Saieva, Amato, Galante e Micichè. Al termine della seduta il sindaco Marco Zambuto ha promesso di rimettersi al lavoro per la stesura di un'agenda politica programmatica. Lo scopo sarebbe quello di creare un tavolo permanente per migliorare i servizi, valorizzare i settori, gli immobili sportivi e rivedere i costi, compresi quelli legati alle indennità personali e della giunta, che assicura Zambuto: anche noi siamo pronti a fare dei sacrifici in tempi brevi. Adesso è ufficiale, il Consiglio ha votato l'aumento delle tasse IMU ed IRPEF. Ma è stata una scelta di grande responsabilità quella di ieri sera, maturata e votata dal Consiglio Comunale quasi all'unanimità. Perché? Perché non vi erano strade alternative. Il Consiglio Comunale, a seguito della relazione che ho fatto, relazione in cui ho detto quello che abbiamo fatto in questi anni. In questi 5 anni noi abbiamo pagato 22 milioni di euro di debiti degli anni passati e li abbiamo pagati senza aumentare di un euro le imposte e le tasse. Quando il 28 agosto del 2012 e il 3 settembre del 2012 ci viene comunicato dallo Stato qual è il taglio ai trasferimenti per il Comune di Agrigento, è chiaro che siamo in grande difficoltà. E il taglio complessivo tra trasferimenti ordinari, statali, regionali e raggiungimento di patto di stabilità equivale a circa 20 milioni di euro. Occorre per prima cosa salvaguardare il bilancio, mettere i conti a riparo e blindarli e poi cominciare a ridurre, vedere cosa altro c'è da poter ridurre, cosa altro c'è da poter migliorare. Questo ieri sera il Consiglio Comunale ha fatto, assumendosi insieme con l'amministrazione una grande responsabilità che, per quanto mi riguarda, apre una nuova stagione in cui, insieme con i consiglieri comunali, con il Consiglio Comunale, già da lunedì su ogni settore, in un incontro che avremo con tutti i dirigenti, andremo a ridurre ulteriormente le spese e migliorare e ottimizzare i servizi. È chiaro che l'impegno nostro è quello che questo sacrificio duri soltanto un anno. Perché?
Tra i debiti che abbiamo pagato in questi anni, dico 22 milioni di euro di debiti, solamente in questo anno 2012 paghiamo circa 4 milioni di euro per sentenze, espropriazioni, pignoramenti. Per l'anno 2013 abbiamo una previsione che non è più di 4 milioni di euro, ma vi è un dimezzamento di circa 2 milioni. Questo mi fa ben sperare, perché fin dal mese di novembre porteremo il bilancio 2013 in cui conto di poter ridurre l'aliquota sulle imposte che oggi, in una condizione assolutamente straordinaria ed eccezionale, il Consiglio Comunale e il Comune di Agrigento siamo stati costretti a dover mettere. Quindi una fase di grande responsabilità nella quale noi già come amministrazione comunale abbiamo un'indennità ridotta del 20%, ridurremo ulteriormente la nostra indennità proprio per dare il segnale che tutti stiamo facendo dei sacrifici. Questo sacrificio che stiamo chiedendo alla città incide profondamente e siamo consapevoli della misura che stiamo chiedendo alla città, ma siamo altrettanto consapevoli del fatto che non vi erano misure alternative o possibilità di strategie alternative. L'ipotesi del dissesto finanziario evocata da altri, è stata anche ieri sera accennato, sarebbe per la città una ipotesi in cui per 5 anni si manterrebbero le aliquote al massimo senza possibilità di poterle ritoccare e poterle diminuire. L'impegno nostro, ripeto, così come abbiamo fatto in questi anni in cui siamo riusciti a pagare 22 milioni di euro di debiti senza aumentare le imposte, l'impegno nostro è quello di superare questa fase assolutamente straordinaria e eccezionale e riuscire a ridurre quindi le imposte.